Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Noi siamo sempre quelli di un tempo. Con questa frase Maria Concetta Riina minacciò un imprenditore. Per il riesame la donna deve andare in carcere, ma per l'applicazione della sentenza si dovrà attendere la decisione della Cassazione. Operazione Cerbero a Catania, decapitato il clan dei Cursoti milanesi, 21 provvedimenti, l'inchiesta nata da una faida interna e dalla denuncia di un imprenditore taglieggiato. La commissione regionale antimafia oggi a Enna per mappare lo stato della criminalità organizzata nell'isola. Per Cracolici la città potrebbe essere cassaforte delle armi del clan in Sicilia. Rischia di diventare un terremoto politico l'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'Ars. Le opposizioni chiedono a Galvagno di riferire in aula. Catania, il nuovo rettore dell'università Enrico Foti punta a far rimanere gli studenti nell'isola. Aboliremo le tasse di immatricolazione al primo anno. Mario Biondi ha inaugurato a Brucoli nel Siracusano un festival dedicato alla musica degli anni '80. Fino a domenica concerti d'autore e percorsi di scoperta del territorio con la direzione artistica di Nick the Night Fly. Calciomercato, il Catania va verso la cessione di Castellini al Mantova. Siracusa ha confermato il tecnico Turati, Trapani pronto a piazzare colpi importanti. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale parlando della primogenita di Totò Riina, Maria Concetta Riina. Sarebbero emersi nuovi particolari sulle sue modalità di minacciare imprenditori, soprattutto facendo leva sul suo cognome. Una frase è agghiacciante, diceva noi praticamente siamo rimasti quelli di un tempo. Il riesame sostiene che la donna deve andare in carcere, ma per l'applicazione di questa sentenza bisognerà attendere la decisione della Cassazione. Sentiamo. Noi siamo sempre quelli di un tempo, le persone non cambiano. Sarebbe questa la minaccia rivolta a un imprenditore da Maria Concetta Riina, la primogenita del boss Totò Riina, sfruttando proprio il cognome che porta. Lei, esattore del pizzo richiesto dal marito Antonio Ciavarello, sarebbe riuscita a farsi consegnare da quell'imprenditore del Senese 1.000 euro e una cesta del valore di altri 150 euro. La prima richiesta era arrivata via messaggino inviato da un cellulare clandestino proprio da Ciavarello. L'uomo, nonostante detenuto per altra causa in un carcere italiano, continuava a chiedere soldi. Così avrebbe scritto all'imprenditore senese e a un altro imprenditore del Pisano e poi avrebbe mandato la moglie a riscuotere. Anche lei, Maria Concetta Riina, avrebbe rincarato la dose delle minacce ed ottenuto il pagamento da uno dei due, mentre l'estorsione all'imprenditore pisano non sarebbe andata in porto. Per la donna la procura di Firenze aveva chiesto l'arresto, ma il GIP lo aveva negato. Ora il Tribunale del Riesame ha ribaltato quella decisione, confermando i gravi indizi di colpevolezza, la pericolosità sociale, il rischio di inquinamento delle prove e il rischio che reiteri il reato. Ma nonostante sia l'arresto, per il momento Maria Concetta Riina non andrà in carcere. Il provvedimento non è esecutivo e bisognerà attendere la decisione della Cassazione. Resta in carcere invece il marito per effetto di due diverse sentenze emesse in precedenza dal Tribunale di Brindisi. A Catania i carabinieri smantellano il clan dei Cursoti milanesi. Ci sono 21 ordinanze. La svolta per queste indagini nata da una faida interna e dalla denuncia di un imprenditore taglieggiato. Sono coinvolte, pensate, 11 province. Ma sentiamo Tonino De Mana. 11 province coinvolte, 21 arresti, assalti in discoteca utilizzando anche 50 persone, oltre 200 carabinieri impegnati. Sono i numeri dell'operazione Cerbero che ha smantellato il clan dei Cursoti milanesi, storicamente radicato a Catania, ma con ramificazioni di interessi illeciti in tutta Italia. Una faida interna per il potere, con gruppi contrapposti a sfidarsi e scontrarsi in una discoteca del porto di Catania, ha messo sulla strada giusta gli investigatori. Nel momento in cui vi sono delle fibrillazioni, vi è anche la necessità di muoversi sul territorio, vi è anche la necessità di portare con sé le armi e questo
consente un intervento più agevole da parte delle forze di polizia. Una feroce lotta innescata dalla morte nel dicembre 2020 dello storico capo Rosario Pitarà, da qui la corsa per cercare di ottenere la leadership e quindi il controllo del territorio. Fondamentale si è rivelata la denuncia di un imprenditore. Posso dire che nel 100% dei casi l'imprenditore che fa una denuncia vera, ovviamente, è chiaro, se fa una denuncia per estorsione, avrà sicuramente un immediato o comunque un riscontro alla sua denuncia, perché innanzitutto noi prendiamo atto del fatto che chi si espone a un pericolo difficilmente viene a raccontarci delle frottole, e poi perché è agevole riscontrare queste sue dichiarazioni. C'è una mafia armata e pericolosa, come rivela il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, Salvatore Altavilla. Disporre di armi significa poterne fare uso alla bisogna, ma significa anche evidenziare il dominio e lo strapotere criminale su un territorio. I carabinieri hanno sequestrato armi da fuoco, ingenti quantitativi di droga e 176 banconote da 20 euro false. Abbiamo sentito parlare anche di armi dal comandante Altavilla, e di armi continuiamo a parlare perché la città di Enna, secondo appunto il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici, proprio la città di Enna potrebbe essere realmente una cassaforte delle armi per tutti i clan dell'isola. Oggi la tappa appunto della commissione proprio in città, ma sentiamo il servizio che è di Simona Mazzone. Enna potrebbe essere la cassaforte delle armi delle cosche mafiose siciliane. Parola del presidente della Commissione antimafia regionale Cracolici, che dopo un confronto con il procuratore di Enna Petrigni e l'aggiunto di Caltanissetta Pacifico spiega il perché. È una sorta di cassaforte di alcune cosche siciliane che utilizzano il territorio di Enna proprio perché è più tranquillo come luoghi dove conservare e nascondere armi che probabilmente prima o poi potrebbero essere utilizzate nelle strategie criminali della mafia siciliana. A Piazza Armerina si registra la più alta incidenza di casi di violenza di genere. Enna però non è un territorio incontaminato, qui aleggia la presenza della mafia perché anche qui ci sono stati sequestri di armi. C'è però un dato: va rilanciato il ruolo delle associazioni anti-racket, che non deve essere solo di sostegno alle vittime in fase processuale, ma soprattutto nell'educazione alla denuncia. L'autorità giudiziaria di Vienna ha deciso che non verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess 24enne precipitata dal balcone dell'alloggio con cui aveva vissuto con il fidanzato proprio a Vienna. I fatti risalgono a sabato sera scorso. La polizia austriaca ritiene infatti che la ragazza si sia suicidata, perciò nonostante l'esposto ai dubbi dei genitori e dei familiari, convinti che la ragazza sia stata uccisa, non disporranno l'esame autoptico. La famiglia nominerà però un legale austriaco per impugnare la decisione dopo averne lette le motivazioni. Cambiamo pagina. Qual è la reale efficacia degli strumenti di sostegno al reddito di inclusione lavorativa oggi di fronte alle difficoltà di centinaia di lavoratori che rimangono inoccupati e senza sbocchi? La denuncia del Movimento 5 Stelle e dell'Unione Sindacale di Base. Orazio Longo. Assegno per l'inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, progetti utili alla collettività. 3 sigle, ADI, SFL, PUC, una sola parola: difficoltà. Quella vissuta da centinaia di famiglie che, pur beneficiando di strumenti di sostegno al reddito, si trovano in una condizione di stallo, come denunciato dal sindacato USB e dal Movimento 5 Stelle. Il tema che solleviamo oggi, che è un tema che non riguarda soltanto Roma ma riguarda anche il territorio catanese, appunto, è il futuro di questi cittadini che hanno intrapreso dei percorsi per essere reinseriti nel mondo del lavoro e che in realtà non hanno sbocchi. Corsi di formazione che partono tardi, scarse possibilità di inserimento lavorativo e una rete di servizi che spesso non riesce a offrire un percorso chiaro verso l'autonomia, sottolinea il deputato Cantone. Noi chiediamo la proroga e chiediamo anche il ripristino del reddito di cittadinanza come nostro obiettivo politico a Roma,
che deve essere il punto di partenza per riformare i centri per l'impiego, per ridare possibilità ai lavoratori che non hanno strumenti per poter concorrere alla società. Il sostegno al reddito come strumento per restituire dignità, opportunità e futuro alle persone, spiega Rosa Gangi dell'Unione Sindacale di Base. I lavoratori non solo hanno lavorato senza un'adeguata formazione e senza dei percorsi appunto professionali adeguati, ma poi la cosa più grave è che sono stati assolutamente lasciati allo sbando e senza essere pagati per quello che giustamente per la loro prestazione professionale. E rischia di diventare un vero e proprio terremoto politico l'inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Da più parti si chiede appunto a Galvagno di riferire in aula per cercare di evitare narrazioni distorte e a puntate. Sentiamo Maglio Viola. Da una parte il sindaco Roberto Lagalla che con una lettera al sindacato Libersind di fatto invita Marcella Cannariato a dimettersi dal ruolo ricoperto nel consiglio di indirizzo del Teatro Massimo di Palermo. Dall'altro lato il deputato regionale Ismaele Lavardera che chiede al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno di silurare la sua portavoce Sabrina De Capitani. Nel mezzo il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici che invita il presidente dell'Ars proprio Galvagno a riferire in aula sull'inchiesta che lo riguarda. Si è ormai spostata sul fronte politico la vicenda della presunta corruzione sulla quale indaga la procura di Palermo che riguarda proprio il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, la sua portavoce e 2 imprenditori, uno dei quali è proprio Marcella Cannariato. L'invito a riferire all'Ars da parte di Cracolici è articolato ma di fatto non è un attacco personale né politico. A proposito dell'indagine, infatti il presidente della commissione antimafia chiede a Galvagno di riferire anche a tutela della sua figura per evitare che la narrazione appuntata di fatti che il Parlamento non conosce possa determinare una delegittimazione del sistema democratico siciliano. L'attacco vero è quello di Ismaele Lavardera. C'è una questione morale che non può passare in secondo piano, dice il deputato di Controcorrente. Riteniamo che Galvagno debba rimuovere la sua portavoce, oltre a riferire in aula. Silenzi invece dalla Cannariato, che già aveva smentito di avere conferito incarichi alla De Capitani, ma che sta riflettendo sull'invito a dimettersi dal Teatro Massimo rivoltole con garbo istituzionale del primo cittadino, che è anche presidente della fondazione del teatro. Giochi pericolosi in chat e dall'altra parte un uomo, dalla parte opposta le bambine di 9 e 10 anni che si scambiano foto e video, ad accorgersi i genitori, 2 coppie di Catania. Il servizio. Una decina e forse di più i minorenni adescati. Un 44enne della provincia di Viterbo, nel Lazio, è stato arrestato a seguito delle indagini svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania per i reati di adescamento di minori e produzione e detenzione di pornografia minorile. Le indagini erano state avviate dopo le denunce presentate da 2 coppie di genitori residenti nel capoluogo etneo, le cui figlie di 9 e 10 anni erano state contattate su una chat da uno sconosciuto che era riuscito a coinvolgerle in argomenti di natura sessuale, inviando loro foto e video espliciti e istigandole a compiere videochiamate. Effettuata una perquisizione personale e informatica nei confronti dell'indagato, si è potuta accertare non solo la sussistenza dei gravi indizi per i delitti commessi sulle 2 minori, ma sarebbe emerso un grave quadro indiziario relativo al fatto che l'indagato aveva intrattenuto conversazioni in chat con almeno una decina di altri utenti, detenendo materiale pedopornografico da lui stesso prodotto mediante l'induzione delle minori a compiere atti sessuali online. Inoltre, in un altro servizio di chat poco conosciuto, dialogando con un altro utente, ammetteva la sua attrazione sessuale verso i minori tra i 9 e i 15 anni e alla domanda dell'interlocutore se avesse provato rispondeva di sì. A sostegno del loro esposto, i genitori delle 2 vittime hanno consegnato alla polizia postale gli smartphone delle bambine. Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare eventuali altri minori vittime di adescamento. Anziani presi a calci, schiaffeggiati, strattonati a terra nel Nisseno. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di 3 persone. Nelle immagini maltrattamenti ai danni degli ospiti che erano all'ordine del giorno. In alcune circostanze i più fragili sarebbero stati immobilizzati ai letti con mezzi di contenimento legati con cinghie o nastro adesivo alle sedie a rotelle che impedivano loro qualsiasi tipo di movimento.
A 2 mesi dalla strage di Monreale, ai nostri microfoni parla il papà di una delle 3 vittime, il padre di Andrea Miceli, che chiede giustizia, ma al contempo dice siamo stati abbandonati dalle istituzioni. Marco Gullà. Il rintocco delle campane riporta quella tragica notte del 27 aprile. 2 mesi sono trascorsi dalla strage di Monreale e sono ancora tanti i punti oscuri da chiarire. La cittadina normanna prova a reagire, ad andare avanti. I turisti passeggiano proprio in via d'Acquisto, teatro della strage. In molti non sanno cosa è successo su questa strada proprio 2 mesi fa. Lo sa bene, purtroppo, il papà di Andrea Miceli, una delle 3 vittime assieme a Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. Il padre del giovane ucciso chiede giustizia. Che sia fatta giustizia quella giusta, solo questo chiediamo. Anche perché le indagini non sono concluse e questo comunque vi supporta ad andare avanti. Sì, quello senza ombra di dubbio, perché diciamo che la giustizia, diciamo, i carabinieri stanno facendo il suo percorso e che è giusto che sia così. E poi vorremmo un po' di vigilanza anche da parte dell'istituzione che non si sono fatti presenti su nulla cosa. La comunità è ancora sotto shock. I nomi dei 3 ragazzi risuonano nei racconti degli amici, nei post sui social, nelle preghiere sussurrate ogni sera da chi li ha amati. Ancora tanto dolore, tanta tristezza e tante domande, tanti punti interrogativi. Le famiglie ancora, diciamo, per gran dolore vanno al cimitero. Ogni giorno. Perché il fatto che non c'è più il figlio. Ogni giorno. Monreale sta cercando di rialzarsi, di andare avanti. ci sta provando. Un cerchio ancora non chiuso, le indagini proseguono per individuare chi ha partecipato alla rissa, culminata poi con la sparatoria. In questo momento in manette sono finiti 3 ragazzi del quartiere Zen, ma molti testimoni hanno riferito che in quella tragica notte erano molti di più ad aver partecipato alla violenza. Da molte ore i vigili del fuoco e gli uomini del Corpo Forestale sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio a Caltanissetta tra la vallata del Signore della Città e via Stazzone. A fuoco sterpaglie, macchia mediterranea, oltre ai mezzi di terra, in azione un elicottero e è stato chiesto anche l'intervento di un Canadair a rendere difficili le operazioni di spegnimento. Il vento di scirocco e le alte temperature di oggi in città, dove si è raggiunta una massima di 36 gradi. E adesso ci fermiamo, torneremo per la seconda parte del telegiornale ascoltando le parole del neo rettore dell'Università di Catania. Tra poco. Tornati in studio i progetti per l'Università di Catania, nelle parole del neo eletto rettore appunto di Unicit, il professor Enrico Foti, che oggi ha sentito la nostra Desiree Ferlito. Continua purtroppo la fuga di cervelli dalle nostre università. Come attrarre gli studenti e convincerli a rimanere nella nostra città? Cambiando un po' la narrazione, non credo sia più necessario andare fuori per studiare e per poter più facilmente lavorare, trovare un lavoro fuori. Infatti il motto del mio programma è studiare e lavorare in Sicilia. Per fare questo dobbiamo un po' cambiare il nostro paradigma formativo, non dobbiamo solo trasferire conoscenze ma anche competenze. Quali sono appunto i ruoli degli atenei nel promuovere appunto l'occupazione giovanile? Ma chiaramente noi abbiamo alcuni strumenti, per esempio i master, che sono dei percorsi formativi che vengono progettati insieme alle aziende e comunque al tessuto produttivo, quindi chiaramente dobbiamo fare uso di questi strumenti da un lato e dall'altro interagire col mondo produttivo attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione, cioè mettere a disposizione quelle che sono le enormi competenze all'interno dell'università per favorire la crescita del tessuto produttivo. Le novità di questo progetto? La prima scommessa la facciamo noi, rinunciando alle tasse dell'immatricolazione, quindi diremo ai ragazzi dal prossimo anno che non pagheranno le tasse del primo anno di immatricolazione e non pagheranno neanche quelle del secondo e terzo anno, però in quel caso sulla base del merito, devono anche loro metterci il loro impegno sulla base di una media adeguata e dandosi tutti gli esami che sono previsti nei loro corsi.
E adesso la musica, in estate la musica diventa volano per attrarre un turismo che valorizza la Sicilia come meta di emozioni. Tante le emozioni a Brucoli per 3 giorni del festival dedicato alla musica tra soul, jazz e pop sofisticato, aperto ieri da Mario Biondi. Sentiamo Eva Spampinato. In estate in Sicilia non ci sono solo le bellezze naturali e culinarie a fare da forte richiamo turistico. Al sole, ai monumenti e all'affascinante storia del nostro territorio si unisce un altro ingrediente che diventa ponte tra cultura e turismo: la musica. Voglio augurarmi soprattutto che possa essere un momento da ricordare per un turista, quindi viene, vede un posto meraviglioso, si gode i nostri panorami, il nostro mare, la nostra gente che è così tanto accogliente, e vive anche un momento, una serata musicale che magari non ha occasione di vivere in altri posti. E quando le sonorità internazionali e le atmosfere sono quelle degli anni '80, il gioco è fatto, anzi il festival. Gli anni '80 sicuramente fanno parte della mia vita, della mia storia di vita, tant'è che ci sono artisti come Matt Bianco che non vedo l'ora di incontrare, perché insomma erano di quegli artisti che seguivo tantissimo. Credo che comunque ogni anno, ogni stagione, ogni periodo abbia avuto i suoi momenti belli da ricordare. Sotto la direzione artistica del noto DJ Nick the Nightfly, a Brucoli, Siracusa, il Mosaic Festival propone un'esperienza immersiva che unisce concerti d'autore a percorsi di scoperta del territorio, attirando per 3 giorni un pubblico internazionale. La memoria musicale di un'epoca è il fascino eterno della Sicilia, connubio perfetto che punta a rilanciare il turismo attraverso l'arte. Subito un'altra pausa, poi il calcio. Tornati in studio per il calcio, subito a Francesco Triolo per quello che sta accadendo nel calciomercato delle siciliane di Serie C. Servizio. Primo passo, le cessioni. Il calciomercato del Catania parte da questa priorità, anche scontata, considerato il numero di giocatori sotto contratto con il club rosso-azzurro. Ma per iniziare ad operare occorre che entrino ufficialmente in carica i nuovi dirigenti. Insomma, dal 1 luglio si può ingranare la marcia. Nel frattempo si scaldano i motori, una ventina gli esuberi, soprattutto giocatori che già lo scorso anno non erano in gruppo. A Chiarella, Bocic, Silvestri potrebbe essere concessa una chance inizialmente, difficile per Marsura, Costantino, Peralta, D'André, Popovic, così come per alcuni che lo scorso anno invece facevano parte della rosa: Gega, Gruberini, De Rose, Montalto ad esempio. Poi c'è da verificare la posizione di Cianci, ancora non risulterebbe il riscatto della Ternana, alle prese con altri problemi in questi giorni, e di Cicerelli. Si va invece verso la cessione di Castellini al Mantova in Serie B. Il calciatore, che ha vinto il torneo cadetto col Pisa, è tornato alla base. Per lui formula con obbligo di riscatto al verificarsi in determinate condizioni, e così il Catania continua a valorizzare un elemento giovane di proprietà. Sarà rivoluzione tecnica anche a Siracusa, ma con una certezza: Marco Turati continuerà lui ad essere l'allenatore degli azzurri, forte di altri 2 anni di contratto, ma sui quali si sta già pensando di riportarli a 3. In uscita Maggio alla Scafatese, che cerca anche Baldan. A gestire le operazioni di mercato potrebbe essere Antonello Laneri, in pole in questo momento per il ruolo di direttore sportivo. Tornando alla Ternana, difficile che possa rinnovare col centrocampista Kes De Boer, e il cui contratto scade il 30 giugno. Tra le pretendenti c'è il Pescara, ma sul gioiellino olandese si è fiondato il Trapani, che è ad un passo anche dal terzino sinistro Maxime Giron, dal centrocampista Mattia Vitale e dall'attaccante Franco Ferrari. Era il nostro ultimo servizio, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito e buona serata.